Cari amici, cari amiche, eccoci di nuovo con un nuovo video che vi parlerò quest'oggi già si vede dalla foto, dell'aglio. Allora, i benefici dell'aglio quali sono? E ne parliamo un po' affinché possa darvi un aiuto del tutto naturale per combattere tantissime malattie. Mangiare l'aglio crudo a stomaco vuoto, questi i benefici. Non fatevi scoraggiare dal sapore pungente, perché tanti di voi dice mamma mia, quello poi puzza la bocca e via 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 via. Ci sono tanti benefici nel mangiare aglio crudo a digiuno. Ed ecco a cosa fa bene. Poi vi dirò anche come togliere la puzza, l'odore sgradevole. Va bene? Allora, non tutti sanno che l'aglio vanta numerose proprietà benefiche grazie al suo potere antibatterico e antinsettico. Per sfruttare appieno i benefici va mangiato crudo e a stomaco vuoto. La cottura potrebbe infatti ridurre le proprietà e quando si è a digiuno la capacità dell'aglio si svolge un'azione antibiotica e al massimo, quindi va a creare tipo un antibiotico, però è del tutto naturale, non fa male assolutamente. A cosa fa bene l'aglio? Andiamo a vedere quali sono, diciamo, le patologie che fa più bene. Aiuta a stabilizzare la circolazione sanguigna, quindi regola la circolazione del sangue e la pressione, prevenendo disturbi cardiovascolari, pensate un po', aiuta il diabete e il colesterolo, agevola una buona digestione, combatte un'appetenza, mantiene perfettamente funzionante fegato e vescica. Indicato in caso di diarrea, l'aglio favorisce lo sviluppo di un'adeguata flora batterica intestinale, pensate un po'. Agisce anche sull'umore, rivelandosi utile per tenere sotto controllo lo stress e il nervosismo, quindi aiuta anche lo stress e il nervosismo. Vi tiene calmi praticamente, al momento che favorisce la produzione da parte dell'organismo di serotonina, che viene comunemente chiamato l'ormone della felicità, pensate un po'. Allora, chissà quante volte voi toccate l'aglio, cucinate con l'aglio, però non sapevate tutto questo, e questa è realtà, è scientifico, attenzione. Come antipasto l'aglio è un antibatterico naturale per via della licina, un principio attivo capace di avere la meglio su virus, funghi, parassiti, vermi e tossine, favorendo così il benessere e la disintossicazione. Quindi praticamente vi disintossica, vi annulla tutte le tossine cattive, batteri cattivi e così via. Rafforza il sistema immunitario in modo da allontanare malanni di stagione come raffreddori, influenza, tosse, affezioni delle vie respiratorie, come se non bastasse il fatto di essere un antiossidante, attenzione, permette all'aglio di rallentare l'azione dei radicali liberi, ritardando l'invecchiamento cellulare, pensate un po', e anche anti-invecchiamento, quindi le rughe saranno di meno, si va a invecchiare con più lentezza e via via, quindi è buono anche per questo. Secondo uno studio cinese, mangiare l'aglio crudo 2 volte a settimana però riduce sensibilmente il rischio di contrarre il cancro ai polmoni,
Pare inoltre che la sua azione protettiva è rinforzante nel confronti dell'intestino, contribuisca a diminuire la possibilità di cancro all'intestino. Attenzione, è meglio non esagerare con la quantità di aglio ingerita per evitare di irritare le pareti intestinali. Quindi va evitato in caso di gastrite. Chi soffre di gastrite non può assumere troppo aglio. Quindi io consiglio 2 volte a settimana, 2 volte a settimana è ottimo. Chi soffre di gastrite non lo può prendere, ulcera, epatite, anemia, ebbene sapete che alcuni individui ne sono allergici e che potrebbero interagire con alcuni farmaci come gli antiogulanti. È chiaro? Quindi sappiate anche questo, chi prende medicinale del genere può evitarlo. Quindi per togliere invece l'odore sgradevole dell'aglio, io vi consiglio, dopo aver preso uno spicco d'aglio 2 volte a settimana, cioè 2 volte in una settimana, quindi sceglietevi i giorni, a digiuno appena sceso dal letto vi prendete questo masticato, questo spicco d'aglio, e poi per togliere l'odore sgradevole io vi consiglio subito dopo di prendere un po' di prezzemolo, lo mettete in bocca e lo masticate. Il prezzemolo diciamo che fa scomparire al 70-80% l'odore sgradevole dell'aglio. Va bene? Detto questo, vi ringrazio per questo video che riguarda appunto l'aglio, di come prenderlo, a cosa serve e come annullare l'odore dell'aglio. Spero che vi abbia piaciuto questo video, e ce ne saranno ancora altri che parleremo anche di tanto altro. Ok? Amici, io vi ringrazio della vostra gentilezza e se vi va condividete questo video con i vostri amici. Grazie, alla prossima.